Padova si schiera contro la guerra in Ucraina, si moltiplicano nella città del Santo le manifestazioni e gli appelli per chiedere l'immediato stop dell'attacco russo. Dopo il flash mob che ha riunito la politica cittadina a Palazzo Moroni, altre due importanti sit-in sono in programma in città. Sabato pomeriggio in piazza Capitagnato la mobilitazione è organizzata da studenti e sindacati, mentre domenica alle 15 davanti alla prefettura la manifestazione per la pace indetta dalle associazioni ucraine che fanno riferimento al console ucraino per le tre Venezie. Una grande mobilitazione a sostegno della comunità ucraina per dire no alla guerra e a ogni conflitto. La manifestazione unirà tutto il Triveneto, tantissime le adesioni, anche il sindaco di Padova Sergio Giordani sarà presente domenica in prima fila insieme alla sua giunta e al presidente della provincia. Sono veramente sbalordito, è una cosa orribile, avrà influenza oltre ad aspetti umani, morti, avrà influenza sull'aspetto economico, sulla ripresa economica, sono veramente preoccupato. Io spero che il buon senso, la diplomazia fermi questo massacro, troviamo le soluzioni perché veramente dopo una pandemia spaventosa mancava anche una guerra. Nel frattempo il comune di Padova ha deciso di illuminare con i colori della bandiera ucraina il monumento Memoria e Luce alle porte contarine. Nel Padovano si stima che siano residenti oltre 2000 cittadini ucraini. Il legame è forte soprattutto per tante imprese del nostro territorio che nel paese hanno sedi ed interessi economici. Le aziende padovane che esportano esportano per dei volumi che sono intorno ai 240 milioni di euro rispetto a 1,2 miliardi che sono quelli dell'intera regione. Quindi queste sono effettivamente a rischio perché Russia e Ucraina sono delle aree territoriali che hanno destato un grande interesse per le nostre imprese e che sicuramente in questo momento creeranno delle gravi preoccupazioni. Intanto Marco Toson, console onorario dell'Ucraina, ha fatto sapere che per gli oltre 200 lavoratori veneti con cui sono in contatto si stanno allestendo punti di raccolta a Kiev per metterli in sicurezza dai bombardamenti. L'ambasciata italiana nella capitale ucraina ha attivato 4 linee telefoniche per fornire informazioni.